Oggi ci troviamo davanti a tutte le scuole del Veneto per mandare un forte segno di contrasto a questo governo. Un governo che negli ultimi 2 anni, siamo a pochi giorni dal secondo anno di mandato del governo Meloni, non ha fatto niente per nascondere la sua matrice neofascista e soprattutto non ha fatto niente per tutelare il diritto allo studio degli studenti. Un governo che non li rappresenta, dicono, per questo hanno scelto il primo giorno di scuola per comunicare il loro disagio. È la rete degli studenti medi che si è data appuntamento in tutta Italia e così anche a Treviso. Siamo al Fermi, sono le 7:30 del mattino. Questo gruppo di ragazzi ha accolto gli studenti alla loro prima campanella con questo striscione e un fazzoletto rosso al braccio. Abbiamo scelto come studenti e studentesse e in generale come generazione il simbolo del fazzoletto rosso che porteremo per tutto l'anno attaccato ai bracci, agli zaini, davanti alle scuole, al collo, per simboleggiare una forte opposizione. Denunciano un diritto allo studio negato per la mancanza di politiche sociali nei confronti delle famiglie più in difficoltà. Scuole spesso fatiscenti, a Treviso il caso delle medie Coletti dove intrusi hanno passato la notte per diversi giorni durante l'estate e la censura subita quando hanno cercato di esprimere il loro dissenso. È un governo che vuole spaccare il paese, ha un governo che vuole lasciare gli ultimi indietro, ha un governo che vuole essere sempre più forte coi deboli e debole coi forti. Noi opponiamo un simbolo di unitarietà, noi opponiamo un simbolo di coesione, noi opponiamo un simbolo che rappresenti una generazione che è stanca di questo tipo di politica.